Eder. Mech. Pallister. Non so cosa aspettarmi dal deposito della Cattaneo, ma purtroppo non credo si arriverà alla soluzione. Temo che non si arrivi a capire davvero cos'è successo. Dopo 3 anni schiere di opinionisti, criminologi, esperti, sono emerse tante tesi. Io penso che qualcuno le abbia fatto del male. Magari non volendo. Penso a una discussione finita male. La stessa cosa l'ha detta il mio consulente, il dottor Barisani. Obiettivamente ci sono elementi che portano a escludere il suicidio, i sacchi, ad esempio. E anche la data della morte è un vero ribas. Ti aspetti chiarezza, ma oggi sono deluso, anche arrabbiato, per questa assenza di risposte. Nel frattempo sono stato rinviato a giudizio per diffamazione dai miei vicini, anzi diffamazione aggravata. Ma ho la coscienza tranquilla. Affronterò il processo. Io non ho querelato nessuno invece, anche se avrei potuto farlo 100 volte. Ma conosco quel mondo. Vuol dire andare avanti per 10 anni. Io ho aperto le porte a tutti. Sono andato in tutte le trasmissioni TV per fare capire il nostro mondo. Il mondo mio e di Liliana. La gente ha idee diverse su di me. Per qualcuno posso essere l'uomo geloso che può aver fatto del male a Lilly. Ma la maggior parte delle persone è con me. In tanti mi scrivono. Il vento sta cambiando, io percepisco questo. Quel pomeriggio del ritrovamento mi trovavo con 2 troupe. I giornalisti mi informarono. Hanno trovato un corpo. Tremando ho pronunciato quelle parole. Speriamo non sia lei. Sono andato là, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, ma non mi hanno permesso di avvicinarmi. Nessuno di noi familiari ha avuto la possibilità di vedere il corpo. Non so se sia stato meglio così. Io voglio ricordarmi il volto di Lilly che conoscevo. La tragica scoperta avvenuta nella mattina di domenica 5 gennaio ha scosso profondamente la comunità di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. I corpi senza vita di Ilaisa Stefania Ferro, una giovane donna di 30 anni, e di suo marito Daniele Bordicchia, di 38 anni, sono stati rinvenuti nella loro abitazione situata nella località Gaifana. La coppia, che aveva coronato il loro amore con il matrimonio solo pochi mesi prima, a maggio, non aveva figli e sembrava condurre una vita normale. Le indagini condotte dai carabinieri, sotto la guida della Procura di Perugia, si stanno concentrando sull'ipotesi dell'omicidio e suicidio. Secondo una prima ricostruzione, Daniele Bordicchia, che lavorava come guardia giurata, avrebbe utilizzato la sua pistola, una Glock calibro 9 regolarmente detenuta, per sparare alla moglie prima di rivolgere l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. 2 i colpi esplosi, uno ha colpito la donna, il cui corpo è stato trovato nel salotto della casa, mentre l'altro è stato fatale per l'uomo, il cui corpo giaceva nella camera da letto. Le autorità hanno escluso fin da subito il coinvolgimento di terze persone, sottolineando che non vi sono indizi che possano suggerire responsabilità esterne. Tuttavia, i carabinieri stanno cercando di fare luce sulla dinamica dei fatti e sui motivi che potrebbero aver condotto a una simile tragedia. Sembra che all'interno della coppia ci fossero tensioni già da qualche tempo, ma nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico. Ilaisa Stefania Ferro era un'operatrice socio-sanitaria presso il Serafico di Assisi, un istituto dedicato all'assistenza di bambini disabili. Domenica mattina era attesa al lavoro, ma la sua assenza ha destato preoccupazione. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il personale dell'istituto. Francesca Di Maolo, presidente del Serafico, ha espresso il dolore e lo shock di tutti coloro che conoscevano Ilaisa, descrivendola come una persona che lavorava con dedizione e abilità con i bambini. Questa triste vicenda segna il primo femminicidio del 2025, sollevando ancora una volta l'urgenza di affrontare il tema della violenza domestica e della prevenzione di simili tragedie.
Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto di questa dolorosa storia, mentre la comunità locale si stringe attorno ai familiari delle vittime in un momento di profondo lutto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.